ti cerca la mattina, paese amato, visiti lassù, ti trova tra le giurie di giardina e sa dimora e si innamora di st'angolo di testa fortunato, lui la puzza d'oro l'orelli fa, paesi mio, passato di lumari, quanto ti voglio bene, io sono vivo la vita, magari allontanare, ma non me poi resta. Giuriti anche di minori che fuori lì, di chi caro apriti non facili, è primavera di stagionera, cantato resta e mai si ne vogli, come un finato sta città, paesi mio, baciato di lumari, quanto ti voglio bene, Dio solo sa, vivo la vita, magari allontanare, ma non mi fuori resta. Brava Liliana. Allora amici che avete conosciuto Clara, mi segnalava Clara insomma di un cambiamento anche a cui lei stava pensando prima che anche lei lasci, incoraggiatela, ecco, visitate la sua attività e fate esprimere lei al massimo della sua creatività, perché è capace di fare tutto quello che volete artisticamente con la ceramica. Va bene? Grazie a lei, Ciccio, sì, sei stato grande. Ti salutiamo Clara, ciao. Ciao, in bocca al lupo sempre. Una poesia? Sì, Corrado Morale, poeta, consegna ecco, un libro in ricordo della nostra presenza stasera con te. È un libro del poeta nostro locale Sebastiano Natale. Che bello sto canto di queste poesie, non è lui è il poeta Morale, un altro. Va bene amici. Natale momentaneamente a Roma perché lui e altri amici non hanno potuto essere con noi, tipo anche Orazio Parisi, tanto per dire, Carmela Di Rosa, che le dispiace molto a Carmela non essere con noi, anzi a Pasqua, sì. A dopo, continuiamo.